Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta, siamo in diretta dal comunale su Prunedo di Perdas de Fogu per la giornata inaugurale del secondo torneo Benedetto Piras organizzato dal Comitato Regionale Sardegna e dedicato alle rappresentative regionali Under 15. Live da questo campo proprio la rappresentativa della Sardegna che affronterà oggi i parità dell'Umbria. È iniziata Sardegna-Umbria. È iniziato il trofeo Benedetto Piras, giunto alla sua seconda edizione. Tutta corta per il tiro di seconda provato da Andrea Sanna, non va troppo lontano dal palo. Avanza Zucca, grande finta di Concu che crea superiorità numerica, zona centrale, vuole il tiro, la parata di Moscioni dopo un'ottima iniziativa personale di Marco Concu. Altra opportunità dalla bandierina per la Sardegna, battuta corta, palla in mezzo che può essere interessante per il tiro provato da Troisi. Che parata questa di Moscioni, insiste comunque la Sardegna, altra palla provata in mezzo, poi il tentativo, stavolta Moscioni senza problemi in blocca. La piazza con un grandissimo gol, Andrea Sanna porta in vantaggio la Sardegna, palla perfetta a scavalcare la barriera, è un gol da futuro campione. Attenzione a Mancini, prova a liberarsi con un numero, palla buona per Carletti col sinistro, non va troppo lontano dalla porta. Attenzione alla palla messa dentro per il colpo di testa sul fondo, non riesce a controllarla, poi prova a mettere un po' di pressione, salvatore in verticale per Bruti che ha campo davanti a sé, prova a prenderselo, poi allarga saggiamente il gioco, il cross di prima intenzione è buono per un colpo di testa, poi Bruti si inserisce e trova il gol dell'1-1 a 5 minuti dalla fine. La pareggiata all'Umbria con il suo capitano, l'inserimento di Tiberio Bruti. Intervento a metà campo di doppio. Attenzione al rimbalzo che può favorire Manconi, il controllo, palla che sfila sul fondo, occasione clamorosa per Tommaso Manconi. Mette dentro il cross Virgilio, colpo di testa di Fioretti sul fondo. E il cross adesso tagliato sul secondo palo, il colpo di testa alto. Altro rinvio lungo, ma non c'è più tempo. Sardegna e Umbria si prendono un punto a testa nella prima giornata del secondo trofeo Benedetto Piras.